ponte l'abbiamo costruito anche con un supporto da parte della Regione Sicilia che ci ha sostenuto. L'assessorato alle attività produttive, diciamo, incoraggia questo genere di attività, l'assessore di Tamaio, quindi un grazie va a loro e al sindaco di Piana che anche lui qua con noi. Eccoci qui, casa 94 dalla Fiera Campionaria di Bergamo, e dalla regia mi chiedono: sei pronta Francesca? No, non sono pronta. Sono prontissima per dare il benvenuto ai nuovi ospiti Giovanni e Davide di Io Compro Siciliano. Questa volta scendiamo nella penisola. Benvenuti. Grazie. Anzitutto benvenuti, allora, questa non sarà un'intervista in cui io sarò lucidissima e chiedo gentilmente alla regia di mostrare il motivo per anche voi, il pubblico qui si sta fermando, non per me, per voi sicuramente, ma per i profumi che arrivano. Chiedo alla regia se riesce a farmi un primo piano di questo mondo di delizie. Eccolo, così lo vedete anche da casa, ma da casa lo vedete, io da qui lo sto annusando e è una cosa straordinaria. Davide e Giovanni, a me verrebbe voglia tanto di parlare con voi, ma non riesco molto a distogliermi, perché voi, Io Compro Siciliano, io mi aspettavo i cannoli, e i cannoli sono arrivati, e che cannoli, ma è arrivato dell'altro con un profumo che mi arriva nel naso che è pazzesco. I cannoli sono quelli di Piana degli Albanesi, ci sono cannoli e cannoli, ma la tradizione di questo paese nel palermitano, Piana degli Albanesi, è tra le tante tradizioni quella dei cannoli, e sono famosissimi, sono buoni, quindi non è soltanto cos'è buono, ma anche cos'è più buono, e questo è più buono. E anche la storia, che c'è dietro. Perché Io Compro Siciliano è un'associazione che vuole fare conoscere il valore, la qualità e l'eccellenza dei prodotti della Sicilia e delle storie che ci stanno dietro, non solo i prodotti, ma chi ha realizzato questo, che storie ci sono dietro. Io chiedo davvero, Giovanni e Davide, aiutatemi a accompagnare il pubblico all'interno di Io Compro Siciliano. Guarda, l'idea è questa, che noi in realtà ci nutriamo di cibo ma anche di storie, e queste storie hanno bisogno di essere raccontate. Allora Io Compro Siciliano come missione si è data quella di raccogliere queste storie individuali di questi soggetti. Io dico sempre che quando si attraversa la Sicilia e la si vede bellissima, dobbiamo ricordare che questa bellezza è data da tutti questi agricoltori, contadini, produttori che se ne prendono cura, coltivano il paesaggio e creano questi prodotti straordinari. Quindi noi nel raccontare le loro storie in realtà raccontiamo la storia della Sicilia attuale. Qui abbiamo portato una piccola rappresentanza. Io Compro Siciliano è una community intanto che aggrega diverse centinaia di migliaia di persone sui social e ha diverse centinaia di aziende aggregate. Qui ne abbiamo una piccola rappresentanza che adesso vi andremo magari raccontando in linea di massima cosa fanno e perché lo fanno, però l'idea di massima è che la Sicilia è la somma di tutto questo. Sono prodotti ma ci sono dentro storie individuali e storie collettive. Il cannolo per esempio in Sicilia è famosissimo, il cannolo di Piana, c'è dietro una comunità albanese che si è trasferita qualche centinaio di anni fa in Sicilia. Quindi e ha una mantenuto... comunità albanese che realizza questo prodotto, non me la sarei aspettata. Sì, sono albanesi, tra l'altro magari più tardi vi venivo a trovare perché sono venute qua con due ragazze con i costumi tradizionali e lì è una comunità che tiene forte l'identità del territorio. Questo cannolo è fatto con la buccia, che è una buccia studiata. La buccia è la parte esterna, che viene da Piana, e la ricotta è ricotta del territorio che arriva fresca. Voi qui conoscete la ricotta surgelata, di solito quella viaggia, zuccherata e surgelata. Questa l'abbiamo portata fresca con un procedimento di una nuova tecnologia che consente di trasportarla refrigerata da un'azienda che qui espone, che si chiama Sifor, che fa questo di mestiere. Ma qui allora Sifor lo vediamo, c'è un po' di... A me verrebbe voglia di tenervi qui fino alla fine. No, provarli, non è che mi verrebbe... Io ho dato per scontato che alla fine assaggio. Mi dispiace, non c'è so un ordine, c'è il salato, c'è il dolce, si inizia dal salato, poi si va avanti. Il cannolo va alla fine, dulcis in fondo. Eccoci, c'è Sua Maestà l'arancina. L'arancino, ma Sua Maestà... No, non è l'arancina. Sua Maestà arancina, è femminile. È femminile. Cosa cambia? Questa è rotonda. In Sicilia poi ci divertiamo anche in questo. Nella parte orientale c'è l'arancino che anche ha la forma allungata a punta, e poi c'è l'arancina invece per la parte occidentale, quindi del palermitano, che con la rotonda si rifà all'arancio.
diciamo che o arancino o arancino, l'importante è che è buona. Noi ci E divertiamo. che sia siciliana. Certo, quindi Perché è più buona. più buona. Questa arancina viene fatta dall'azienda Sfrigola, che ha la particolarità di farla live, non è né surgelata ma viene preparata al momento. Nei negozi Sfrigola, che sono vari nel palermitano e comunque nella Sicilia occidentale, vengono preparati proprio al momento, quindi l'arancina è buonissima. E qua adesso, se chi è in fiera vuole avvicinare, c'è proprio il laboratorio montato nello stand, Ecco. e vengono realizzate al momento. Dentro E il bravo padiglione. Giovanni che ha lanciato, mi ha dato l'assist. Ma voi, chiunque venga in fiera, chi è già venuto deve tornare se non si è fermato a Io Compro Siciliano. Ma chi non è venuto, ma per carità, loro hanno scorte a go-go. Ma fermatevi da Io Compro Siciliano, così poi verrete qui nello stand di Sei la TV Casa 94 a dirmi se effettivamente non siete stati rapiti anche voi da questi profumi. Ogni prodotto, dicevamo, un'azienda, ogni azienda una storia di persone che lavorano dietro a questi prodotti. E allora facciamo così, facciamo quelli veri. Allora, melograno, ci arrivo anch'io, melograno coltivato in Sicilia. 4 giorni fa, questo Questo è stato fresco, E eh. qua fresco, però, fresco. quello bisogna dire che qua il produttore lo spreme dal vivo, quindi chi verrà potrà assaggiare il succo Quindi di qui melograno. mi spremete al momento Sì, se il tu succo. vieni Vabbè. avvicini te lo facciamo E assaggiare. lo spreme il produttore, non è che lo spreme il produttore. su È questo- venuto appositamente alla Sì, fiera. Qui assolutamente. potremo stringere la mano al produttore. Esatto. Certo. E su questo ti dico una piccola chicca. Noi siamo andati a trovarlo in azienda durante la fioritura del melograno. Non so se avete idea che cos'è un piano di vari ettari di melograno in fiore. È una distesa di fiori rossi Rosso. veramente emozionante, veramente bellissimo. Api e fiori rossi. Quindi Api e fiori. Allora, però andiamo avanti perché il tempo mannaggia è tirano. Allora, questo allora, Un po' succo di pomodoro. Catarratto Sicilia, cos'è questo? Allora, il catarratto è un vitigno tipico della Sicilia, è un bianco. Quindi questo è un vino? Questo è un Sì, sì. vino. Vino bianco adatto a Questo allora, vino questo- siciliano, va bene anche a colazione, dicono. Sì, va No. bene per tutto, però questo va Sì, bene sì. anche per cene impegnative, è un prodotto particolarmente... Su questo c'è in corso addirittura uno studio dell'Università di Palermo. Ah, sì? Sì, perché è un vitigno che prima si utilizzava per quantità, adesso stanno sviluppando vini particolarmente elaborati e raffinati. Proseguo. Prosegui, E questo a hai me... fatto un salto nel salato. Prima di Ho bere c'è saltato. una mortadella. No, la mortadella La la, lascia lascio alla- in fondo perché io, se non vi offendete, chiudo la puntata Ah, ci con la sta, fetta ci di sta. mortadella, Ah, vabbè, perché la sto raccontiamo profumo dopo, la di raccontiamo finocchietto dopo. ce l'ho. Io chiudo, la lascio. Dulcis in fondo, lo so che è il cannolo, ma Per te la mortadella. portate pazienza a questo Perché? profumo. E poi mi spiegate perché profuma così. Ah, no, devo seguire un ordine, però ho No, sbagliato, no, Davide. vai libero, Vado? no. Allora, qui vi presento Don Fefè, chiedo alla regia. Ho il piacere di presentare agli spettatori di Casa 94, direttamente dalla fiera campionaria di Bergamo, eccolo a voi, Don Fefè. Ruper Rossa è Oliva l'azienda. E Extra noi abbiamo vergine. portato Don Fefè pure in... No, Don Fefè C'è no, anche abbiamo Don portato Fefè il vero di là che sta produttore. spremendo Il le olive produttore. con procedimenti No, meccanici. il produttore c'è. Fuochino. C'è proprio lui. Allora, io vedo Don Fefè e sua moglie, che è Donna Angelica, o l'amante, o la moglie, la compagna, quel che... Allora, oli d'oliva particolari, Azienda Ruper immagino Rossa. che non siano prodotti dal signor Fefè, ma il nome ci connoti una qualità di olio, due qualità differenti. Assolutamente, si chiama Giuseppe Dongarra il produttore, sono oli di cui lui cura con attenzione la preparazione, la conservazione, vengono tenuti sotto azoto, vengono sigillati. Sotto azoto? Sì, quindi quando viene aperto la bottiglia l'odore è quello E della qui della verrebbe spremu- quella di Stappare. stappare l'olio. Stazione. Allora, questi che a me sembravano funghi, invece sono Don Garra Nicolò, mi ha portato, dicevate che Queste sono fave, Fave, vengono visto, alle dall'entroterra, dal Gangi, che è un paesino sulle Madonie, e loro producono le fave, e questa è una ricetta tradizionale col finocchietto di montagna che loro raccolgono nei dintorni dell'azienda. Finocchietto, che è quello che vedo anche nella mia, perché sì. io l'ho toccata tutta, è la mortadella, signori, nessuno può avvicinarsi, io l'ho La toccata. seconda È la seconda. È la seconda? La seconda migliore d'Italia, ma lo diremo alla Ah, fine. ecco, no, è vero, questo sì. Dopo, quando arriviamo alla mortadella, due mortadellis in fondo, oggi facciamola così. Poi abbiamo questa che Don Garra Nicolò è sempre lo È sempre stesso. lo stesso produttore, perché loro, questa te la dico brevemente, loro sono tre ragazzi, tre giovani che coltivano gli orti di famiglia in questo entroterra sulle Madonie, e poi trasformano la produzione. Questa è salsa di pomodoro, come penso non avrai mai mangiato, perché è iperbiologica, iper fatta a mano. Qui ci voleva.
il tocchettino di pane che apro secondo me qui dopo arriva la gente, il rischio grosso è che appena noi ci alziamo sparisca tutto, però io vengo là e se sparisce vengo di allora poi c'è la caponata tradizionale di Gancis cos'è però? Caponata? Sì, la caponata. La cosa bella è che questa caponata viene però fatta... voi siete cattivi perché voi portate tutte queste cose qui, me le mettete sotto e voi come si fa a resistere? Siete provocatori. Sì. La caponata. E la cosa bella di questa di Simona di Gancis Bar, che lei insieme alle sue collaboratrici si riuniscono alla sera non per andare a fare lo spritz, ma per fare la caponata. Per fare la caponata. Ci vediamo chi per fa la uno, caponata. chi fa l'altro e diventa quasi un rito ed è bellissima questa cosa. Quindi credo che succedano solo in Sicilia queste cose. Poi vanno magari anche a ballare. Dopo però prima la caponata. Prima per aprire la serata. Allora, qui sotto me l'hanno nascosto e se è nascosto aspetta che allora questo è Andralisca, però è bello anche Mandralisca, pardon. Questo è bello anche pensare ai nomi. Certo. Cioè vi inventate anche quelli. Certo. Mandralisca miele delle Madonie, d'eccellenza. Miele di Sulla. Lui è l'uomo che sussurrava alle api. Perché l'uomo che sussurrava alle api è bellissimo. Basta venire al padiglione di Io Compro Siciliano all'area e parlare con Santo Sauro e vi innamorerete delle api. Perché c'è anche lui. Certo. Ecco, se voi venite a Io Compro allo stand, Io Compro Siciliano, li conosciamo tutti. È lì il bello. Qui abbiamo dei biscotti, la macina delle Madonie, Reginelle. Sono alcuni dei biscotti. Questi sono da puciare nel latte o sono salati? No, questi sono dolci. Sono dolci e sono sono tipici. Dolci? Sì, sono dolci e è un biscotto tipico, sono avvolti, come si dice, pucciati. Noi diciamo pucciati. Sono pucciati di sesamo. Pucciati nel sesamo. La macina delle Madonie è un'azienda che ha chiuso completamente la filiera del grano, cioè loro producono il grano, lo macinano, panificano e fanno i biscotti. Poi abbiamo altro miele, devo andare veloce. Allora io mi sposto sui formaggi che sono il nerello sicano e lo zafferano e pepe nero, quindi giallo e giallo zafferano. Sì, questo è l'evoluzione del piacentino, che è il formaggio tradizionale siciliano con lo zafferano, che viene fatto nella zona di Enna. Questa azienda è un'azienda che seleziona le eccellenze di tutto il territorio regionale. Questa si trova, è distribuita anche qua al nord, la trovate, l'azienda Ecco, perché poi arriveremo anche, perché io adesso faccio venire la collina in bocca e poi dico, per andare a prenderli in Sicilia, insomma, siamo un po'... Allora... Poi c'è il caffè, perché abbiamo detto che dobbiamo chiudere con... Chiudiamo col caffè, aspetta che mi è caduto. Pre-chiudiamo, perché dobbiamo chiudere con la mortadella. Quello era quello è andato. Caffè. Ionia, azienda di Santa Venerina in provincia di Catania. Mi sento quella dei negozi alimentari di lusso, quelli di paese ma che vendono le cose buone, vedi? Anche questo è lusso. E devo dire, questa azienda è una grande azienda. Caffè? 23 quintali al giorno di caffè, è un'azienda che produce tanto, esporta tanto. È un caffè ottimo. Signori, ci stiamo avvicinando. Sì. Siamo quasi al 90esimo. Mi trema Questi li abbiamo presentati. Il cannolo, faccio una cosa che non si potrebbe fare, ma signori, qui non si resiste. Io adesso prendo questo dito indice, intingo nella ricotta e do certezza ai telespettatori che sia, come ho detto prima, fresca, lo iodio, non mi copio niente. Io adesso... È sicuro fatto per questo e non perché così nessuno lo tocca e poi lo mangi tu. C'era quello, era implicito, però meglio ribadirlo. Questo l'ho toccato io, ma potrei avere toccato anche gli altri. Attenzione, vado? Vai. Ho preso il più grosso apposta, Mamma mia. Io potrei chiudere qui. Posso perdere tutta la professionalità che ho e potrei chiudere qui, ma non posso, perché c'è la mortadella. Signori, non si parla con la bocca piena, io parlo, io mangio e voi raccontate. Facciamo così. Allora vi racconto la storia di questa mortadella. Io assaggio, voi raccontate e poi ho una battuta, ho una rivelazione per il pubblico, nessuno se l'aspettava. Vado, Vai, allora questa intanto la caratteristica di questa mortadella è che lui ha avuto un'idea geniale, ovvero quello di utilizzare... Lui si chiama Salvatore Bilello, è anche lui qua. Anche lui allo stand. E quello l'avevamo dato per assodato. E lui che ha fatto? Ha utilizzato un ingrediente classico dei salumi siciliani, cioè il finocchietto che si mette nella salsiccia o nel salame, e l'ha messo nella mortadella. E il risultato è qualcosa. Dici tu, funziona?
Va bene. Considera che ha vinto il premio come seconda miglior mortadella d'Italia lo accennavate prima. a Modena, in una competizione di salumi e mortadelle di tutta Italia, e ha vinto, noi scherziamo dicendo è come se un emiliano avesse vinto il secondo miglior premio per la cassata in Sicilia, perché onestamente Mi sono non è anche mestiere sporcata. nostro. Io ho la mortadella sul vestito, signore, ma va bene così. Eh, Allora, io compro siciliano, però adesso noi abbiamo presentato questi prodotti. Se chi ci segue volesse acquistarli e non è comodissimo arrivare in Sicilia, come si fa? Allora, intanto di base bisogna tentare in tutti i modi di arrivare in Sicilia. Se proprio non ci si arriva, si può prendere Si dice contatto. a 30 euro alla Sicilia. Abbiamo la fortuna qua di avere l'aeroporto collegato con Palermo, con Catania, si arriva subito. Quindi... Comunque, Faccio scorta, però se non fossimo comodissimi, come ultima alternativa si può prendere contatto con noi. Io compro siciliano, siamo presenti su tutte le piattaforme social, quindi da Facebook, Instagram, e anche c'è il sito internet iocomprosiciliano.com, e possiamo, diciamo, favorire i contatti dei produttori o qualunque tipo di informazione che riguarda queste produzioni, ma anche molte altre. Dicevo, sono associate con noi lo so che c'è diverse parecchio altro, diverse decine di aziende. Noi, diciamo, tendiamo ad aggregare prodotti e produttori di estrema qualità che spesso sono fuori dai circuiti distributivi. ho la bocca piena. Quindi continua Davide. 10 secondi, Continuo Davide, io prego. dicendo che noi siamo venuti da pochi giorni da Los Angeles, dove abbiamo portato questa esposizione a Los Angeles, abbiamo avuto tanto riscontro perché in America il Made in Sicily è apprezzato, ricercato. Abbiamo portato pure la mortadella ai produttori, che noi ci muoviamo, ma dici quanti siete? 3? No, aspetta, apriamo la porta, quindi è anche rischioso invitarci. Non lo so, bisogna essere audaci. Avete invaso Los Angeles, ma anche Bergamo. E tra l'altro sulla mortadella proprio a Los Angeles è già partito il processo di importazione, perché funziona, tu ci Mannaggia, ce confermerai la o no? rubano. Finisce che ce la rubano. Una chicca, a Los Angeles abbiamo portato la luminaria. Luminaria è sono queste luci delle feste, in Sicilia utilizzate moltissimo. Se venite al padiglione vedrete la seconda luminaria, la prima in assoluto è stata inaugurata ed è rimasta là a Los Angeles e rappresenta questa maiolica che è il simbolo di Io Compro Siciliano. Quindi chi viene al padiglione qua a Bergamo può visitare anche la luminaria, la seconda al mondo, che è bellissima. Non manca niente. Allora, io concluderei così. Il ponte sullo stretto me l'avete fatto voi, perché voi collegate la Sicilia con il resto dell'Italia in questo modo qui. Assolutamente. Il ponte sullo stretto, signore e signori, esiste già e si prima. chiama Io Compro Siciliano. E io devo aggiungere rapidissimamente che questo ponte l'abbiamo costruito anche con un piccolo supporto da parte della Regione Sicilia, che ci ha sostenuto. L'assessorato alle attività produttive, diciamo, incoraggia questo genere di attività, l'assessore di Tamaio, quindi un grazie va a loro, e al sindaco di Piana, che anche lui qua con noi. Noi creiamo ponti ovunque, tra istituzioni, privati, insomma. Il ponte... Davide e Giovanni, facciamo così, io vi ascolto ancora, non volentieri, volentierissimo, ma saluto gli spettatori. Io vi ringrazio Giovanni, ringrazio Davide. Grazie. Io vorrei lanciarmi su questo, quindi vi saluto, vi ringrazio di averci seguiti, grazie di essere stati ancora con noi. Mi raccomando, continuate a seguire Casa 94 dalla Fiera Campionaria di Bergamo. Signori, io vi saluto, vi ringrazio e adesso assaggiamo i prodotti siciliani. Grazie. Alla prossima puntata, a presto. Ciao, grazie a tutti.